Stati avvertiti da un nostro amico che abita qua a fianco, di sopra la stazione ferroviaria. Passando con il cane ha visto la porta della caneva giù rotta e il vetro spaccato e ha detto sicuramente c'è stato qualche furto. Ci ha avvertito, siccome noi apriamo alle 9 di solito la mattina, arriviamo intorno alle 8, 8 e 10 per preparare tutto. Invece ti ha già avvertito e alle 7:20 eravamo già qua, 7 e un quarto, 7:20 arrivati qua. Abbiamo trovato la porta rotta, sembra che con qualche ferro, qualcosa l'ha tirato, il vetro spaccato tutto, quindi è tutto da rifare. E abbiamo chiamato i carabinieri, abbiamo aspettato per entrare a vedere cosa è successo in dentro. Arrivati in dentro non c'era nessun danno a parte che ha portato il cassettino con portamonete che c'era sul registratore di casa. Per fortuna che noi lasciamo il registratore aperto perché sennò sicuramente lo rompeva. Ha trovato il cassettino e l'ha portato via quello. Il fondo cassa, Il fondo cassa. quanto era? Intorno ai 100 euro di monetina, 2 euro, 1 euro, 50, 20, 10, 5 centesimi, tutto quello era che ci serve per il secondo giorno quando si inizia la giornata per dare il resto.